Mercoledì 10 gennaio potrebbe essere questa la data che può rappresentare il punto di svolta per risolvere il contenzioso nato fra Palermo e Roma dopo il no dello Stato alla calamità naturale alla Sicilia per gli incendi del luglio scorso. A Palazzo d'Orleans a Palermo si è tenuto un incontro tra il presidente della regione Renato Schifani e diverse altre istituzioni, a cui ha preso parte anche una delegazione dei rappresentanti delle vittime dei roghi di quest'estate in Sicilia, mentre era in corso un sit-in davanti Piazza Indipendenza. In piazza c'era anche chi ha perso la casa, chi ha perso il padre o un altro familiare, i fedeli che sono orfani delle spoglie di San Benedetto il Moro. Per tutti la voce è una sola. Gli scontri politici non possono pagarli le vittime di questa tragedia. Per affrontare di persona questo scontro che si è aperto fra il governatore Schifani e il ministro ed ex presidente della regione Nello Musumeci, l'appuntamento dunque è fissato per dopodomani. Intanto il tema è stato sospeso in sede di giunta regionale. Prima è utile aspettare gli incontri anche perché oggi è il giorno del ritorno all'Ars e la maggioranza deve affrontare la sfida del voto finale alla legge finanziaria, un passaggio essenziale per lo sblocco della spesa pubblica in tempi normali, superando i ritardi degli anni scorsi. Tecnicamente, per evitare intoppi, la legge è stata divisa in tre. Il bilancio viene votato da solo e su quello non ci sono problemi. Agevole anche il voto finale sulla finanziaria, una trentina di articoli che dettano le regole per la spesa del 2024. Infine c'è il maxi emendamento che diventa una legge finanziaria bis a parte, sulla quale potrebbero registrarsi distinguo. La norma è arrivata solo oggi e quindi potrebbe impantanarsi nelle sabbie mobili dell'analisi. Per questo la finanziaria a parte appare come una garanzia per mandare intanto in gazzetta ufficiale le norme essenziali per sbloccare la spesa. Ha fatto scena muta davanti al magistrato in videocollegamento dal carcere di Gela dove è detenuto. Si è avvalso di nuovo della facoltà di non rispondere Omar Edgar Nedelkov, il rumeno di 24 anni accusato di aver ucciso due donne, Delia Zarnisco e Maria Rus, 54 e 58 anni, trucidate nelle loro abitazioni a Naro, nell'Agrigentino, solo per avere rifiutato i suoi approcci. Un duplice feroce femminicidio. Il GIP dovrà decidere sulla convalida del fermo. Dopo la furia bestiale, il silenzio. Un massacro di una violenza inaudita, hanno scritto i magistrati, che grazie ai filmati di videosorveglianza e alle tante testimonianze hanno ricostruito i due atti di quella notte di orrore. L'autopsia ha confermato la brutalità dell'aggressione, lesioni plurime e colpi ripetuti. La stessa madre del rumeno ha raccontato che il figlio si è cambiato i vestiti sporchi di sangue. La fidanzata e il barista hanno smentito il suo alibi. L'amico cinquantenne con cui era a cena a casa di Delia ha chiamato i carabinieri. Tutto comincia da quella cena innaffiata di alcol. Omar molesta la padrona di casa che non esita a mettere due uomini alla porta. L'amico torna a casa, lui si dirige invece dall'altra donna. Maria, ignara, gli apre la porta, viene uccisa, forse violentata, infine bruciata. Poi l'assassino esce di casa. Lui, con i pantaloni ancora slacciati, controlla dalla finestra le fiamme, ma non gli basta. Torna infatti da Delia, con una spallata sfonda la porta e infierisce sulla seconda vittima, usando di tutto, anche un televisore. Oggi i vigili del fuoco sono tornati nella casa della donna bruciata. Non hanno trovato innesco o traccia di liquidi infiammabili. Mercoledì arriveranno i RIS. Il giorno dei funerali sarà lutto cittadino. Ancora ospedali palermitani nel mirino dei malviventi. Se ieri vi avevamo raccontato il raid a Villa Sofia con il reparto di radiologia totalmente devastato da un uomo che aveva danneggiato anche la nuova TAC, oggi ad essere preso di mira c'è l'ospedale civico. I ladri sono entrati negli spogliatoi del reparto di chirurgia, i sanitari hanno trovato gli armadietti forzati, sono stati rubati alcuni portafogli. Sono in corso le indagini per risalire agli autori del nuovo raid vandalico ai danni di un reparto dell'ospedale. Nei giorni scorsi furti anche al Policlinico e ancora una volta il reparto di oncologia del civico. Intanto sarebbero un ragazzo di 14 anni e un altro di 15 i minori indagati per l'aggressione e il ferimento di un uomo di 31 anni, ieri sempre a Palermo, in via Alete. La vittima è stata colpita dopo che ha tentato di sventare il furto della sua bicicletta. Gli agenti di polizia sarebbero risaliti agli autori grazie ad alcuni testimoni e al racconto della stessa vittima. Segnali di sofferenza di una città che sta attraversando un periodo decisamente delicato, così proprio per questo la CGIL Palermo ha chiesto un incontro urgente al sindaco Roberto Lagalla perché la città è in situazione di estrema sofferenza. A premere per un confronto è il segretario generale Mario Ridulfo che elenca una per una in una lettera inviata anche a tutti i consiglieri comunali, agli assessori e al prefetto le criticità, le disfunzioni, i nodi principali di Palermo.
Un uomo accoltellato, raid nel reparto di radiologia dell'ospedale Villa Sofia e il plesso di una scuola danneggiato. Palermo, un nuovo weekend all'insegna di violenza e vandalismo. L'episodio più grave in via Lete nel quartiere di Partanna Mondello. Un uomo di 32 anni viene accoltellato dopo aver scoperto un gruppo di ragazzini che stavano per rubare la sua bici. Ha incrociato i ladri in via Lete ed è intervenuto nel tentativo di metterli in fuga, ma per tutta risposta è stato affrontato a muso duro e colpito a coltellate alla spalla sinistra e all'addome. Rimasto ferito, se la caverà con qualche giorno di prognosi. Brutta sorpresa invece questa mattina per il personale, gli studenti e i genitori dei piccoli alunni del plesso Alongi della scuola Salgari di Palermo. L'istituto scolastico di via Niccolò Alongi, che ospita la materna e l'elementare, è stato vandalizzato e saccheggiato. Per circa 250 bambini questa mattina niente scuola dunque, con i genitori che sono stati costretti a riportare i bambini a casa. Fatta luce intanto su una rapina avvenuta a marzo scorso ai danni di 2 donne rapinate in via La Lumia, arrestato un 37enne. Ieri invece il raid nel reparto di radiologia dell'ospedale Villa Sofia. Un uomo è entrato e ha messo tutto a soqquadro danneggiando i monitor della nuova TAC acquistata grazie ai fondi del PNRR e che doveva entrare in funzione proprio in questi giorni e che adesso invece non potrà essere utilizzata. Aule e corridoi danneggiati, apparecchiature rubate, LIM e monitor staccati dai muri, faldoni dati alle fiamme. Rientro da incubo all'istituto comprensivo Vitaliano Brancati di Librino, dove purtroppo i vandali non sono andati in vacanza, anzi hanno sfruttato i giorni di chiusura per compiere l'ennesima azione indegna. Amara sorpresa per gli operatori scolastici, cui non è rimasto altro che avvisare i carabinieri. Niente lezioni quindi e sopralluogo dei militari dell'Arma alla ricerca di elementi utili alle indagini. Sul posto anche il sindaco Trantino, l'assessore all'istruzione Guzzardi e funzionari di ASP ed ARPA. Secondo i primi accertamenti, i malviventi sono entrati in azione da un ingresso laterale, lo vedete, probabilmente utilizzando un piede di porco per scardinare la porta in ferro. Una volta entrati hanno messo a soqquadro tutto, senza risparmiare nulla. Devastati gli arredi scolastici con libri, quadernoni e l'occorrente didattico sparsi per terra. Poco più in là le macchinette di caffè, bevande e merendine sono state distrutte per racimolare pochi euro. Quella che vedete invece è la segreteria dell'istituto, dove è stato appiccato un incendio che ha incenerito la documentazione della scuola, e non è stato risparmiato neanche l'ufficio di presidenza, con sedie e tavoli ed armadi sparpagliati a terra. Ancora incredulo il dirigente scolastico Elga Maria Grazia Schembri. Abbiamo trovato la scuola vandalizzata e hanno portato via tante LIM, computer, gli armadi tutti scardinati. È una lotta contro il tempo per cercare di riaprirla almeno domani, ma è possibile? E speriamo, insomma, se non domani, dopodomani al massimo. Certo, non possiamo tenerla chiusa a lungo. Preside, la battaglia per la legalità passa anche dalla scuola, però questi episodi non aiutano. No, non aiutano sicuramente. Sulla vicenda indagano i carabinieri della stazione di Librino e della compagnia Fontana Rossa di Catania. Una denuncia pesante in un luogo istituzionale durante una seduta ufficiale. Le parole del comandante vicario della Polizia Municipale e comandante della Polizia Metropolitana di Messina, Giovanni Giardina, hanno spiazzato tutti. Dietro all'abusivismo commerciale, all'occupazione di suolo pubblico in maniera illegale, non autorizzata, c'è un'organizzazione criminale, mafiosa io direi, che decide, che si sostituisce al Dipartimento Attività Produttive del Comune di Messina. Sarebbe un doppione, però illegale. L'ufficiale non ha voluto aggiungere tanto altro per via di un'indagine già aperta sull'argomento dalla Procura della Repubblica, ma occorre ricordare come proprio il comandante Giardina fu aggredito brutalmente lo scorso 19 ottobre da 2 ambulanti e fu costretto al ricovero in ospedale. I 2, padre e figlio, sono stati arrestati, ma l'inchiesta sta cercando di scoperchiare il sistema dell'ambulantato abusivo in tutte le zone della città di Messina. Decide l'occupazione, decide l'importo perché c'è un pagamento dietro, decide questi ambulanti dove si devono rifornire di frutta, verdure, ortaggi e quant'altro. È assodato, perché se andiamo a vedere dove sono stato aggredito io, via Salandra, la Farina, adesso che quei signori purtroppo sono agli arresti, non si è messo più nessuno.
si potrà mettere solo qualcuno quando la famosa organizzazione deciderà di collocare qualcuno lì. Dirà l'organizzazione: no, quelli non ci sono più, mettiamo questi altri. Il sole fa vai e vieni, la Sicilia in questi giorni è segnata dal maltempo e non è ancora finita. Instabilità sarà la parola chiave della settimana. Con frequenti spunti piovosi, se non anche a carattere di rovescio temporale fino a venerdì. Certo non mancheranno delle aperture, ma appunto la circolazione ciclonica manterrà il tempo decisamente dinamico su gran parte dell'isola. Le temperature già basse continueranno a scendere. Da mercoledì l'arrivo di aria progressivamente più fredda dai quadranti settentrionali favorirà un generale calo delle temperature e il ritorno della neve sul Nebro di Etna e Peloritania a tratti sin sotto i 5.500 metri. Intanto sono ancora freschissime le immagini della violenta tromba d'aria che ha colpito Siracusa. L'Epifania sarà ricordata per questo. Qui siamo in un circolo nautico totalmente distrutto dalla MSC Sinfonia, che ha rotto gli ormeggi arrivando qui. Ci siamo trovati questo mostro in prossimità dei nostri pontili e delle imbarcazioni ed è stato veramente agghiacciante. Barche sott'acqua e pontili danneggiati. Adesso è l'ora della conta dei danni. Non abbiamo nessuna responsabilità in merito. I danni però li ha subiti anche la crociera, che ha urtato la banchina 4 del Portogrande. La procura ora sta indagando per disastro colposo e con la conta dei danni che continua prosegue anche l'ondata di maltempo in tutta la Sicilia. Giubbotto, sciarpe ed ombrello saranno indispensabili. Un detenuto palermitano di 58 anni è morto nel carcere di Augusta nel pomeriggio del 6 gennaio. L'uomo avrebbe avuto un malore e poco dopo aver chiesto aiuto a un agente di polizia è deceduto all'interno della sua cella. La procura di Siracusa ha aperto un'inchiesta e la salma è stata posta sotto sequestro. Suicidi, arresti e aggressioni agli agenti, troppe le criticità negli istituti penitenziari siciliani. Nel maggio scorso, sempre nel carcere di Augusta, erano morti 2 detenuti. Facevano lo sciopero della fame da 60 e 41 giorni rispettivamente e nessuno all'esterno della struttura lo sapeva. E non è tutto. La direttrice del carcere è stata rinviata a giudizio per la morte di un altro detenuto ancora, il suicidio di un uomo dalle condizioni psicologicamente fragili. Nel penitenziario intere sezioni sono senza docce nelle celle e una media di 40 persone deve usare appena 3 docce in condizioni fatiscenti e la direzione dell'amministrazione penitenziaria continua a trascurare una situazione esplosiva, denuncia il sindacato di polizia SIPPE. Belli a tutti i costi, anzi a basso costo, anche a costo della salute. Vi mostro lo sparo in diretta. I filler fatti in casa con la penna di acido ialuronico sono virali sui social e vengono pubblicizzati da estetiste straniere o da centri estetici che non potrebbero effettuare questi trattamenti. Proviamo a chiamarne uno che si trova a Catania e sentite cosa ci risponde. Centro estetico, salve. Fate trattamenti con la Hyaluron Pen? Al momento no, Ok. prossimamente lo troverà. Ma l'operatrice è sempre una estetista o è un medico? Sì, sarà un estetista specializzata. La Hyaluron Pen, il gonfialabbra, sui social sta spopolando. Il prezzo del trattamento è molto inferiore rispetto a quello eseguito dai medici di chirurgia estetica, ma si tratta di un'operazione che può essere eseguita solo da un medico. La Hyaluron Pen è un dispositivo che per aria compressa, quindi con eccessiva pressione, spara dentro il tessuto, in questo caso la mucosa labiale, dell'acido ialuronico. È una manovra apparentemente non invasiva perché non ha degli aghi, ma in realtà inietta una vera e propria sostanza, quindi un filler che ricordiamo essere sempre dei dispositivi medici di classe terza, che quindi può iniettare soltanto un medico. Ci sono delle figure non professioniste del settore, quindi non medici, vengono principalmente dall'est, quindi tra la Russia, l'Ucraina, che in Italia si avvalgono della facoltà di fare questi filler o dei botulini, per esempio, comunque dei trattamenti medici, perché dicono al loro paese essere consentito loro fare queste metodiche, queste pratiche. E mentre prima erano le dive della televisione, il canone di bellezza di riferimento, adesso lo sono i filtri di Instagram. Il cliente viene da lei e cosa le chiede? Spesso mi chiede di assomigliare al suo alter ego di Instagram con un filtro e quindi mi chiedono determinate caratteristiche perché le vedono possibili tramite un filtro. Questa sono io senza filtri.
si vedono le occhiaie, le imperfezioni della pelle, e questa invece sono io con il filtro. Tutti quei filtri che rendono la pelle perfetta, liscia, le labbra più grandi, il naso perfetto, o quelle che appunto scolpiscono l'ovale del volto con zigomi molto alti, mandibola pronunciata. Anche la dottoressa Di Stefano prova il filtro su di sé. Io consiglio sempre di agire in sicurezza e secondo canoni anche di etica, cioè non esagerare e rispettare sempre l'armonia e le proporzioni del volto. Continuità questa sconosciuta, dalla vittoria netta, seppur agevolata dall'avversario di Benevento, alla sconfitta pesante di Crotone. In mezzo le festività natalizie e il mercato che porta volti nuovi, ma non può nel breve volgere di una partita cambiare le tendenze. Il Catania mostra tutti i suoi conosciuti limiti, scarsa circolazione della palla, errori evitabili e poca concretezza davanti. Il Crotone si mostra squadra di caratura superiore nonostante l'assenza di Tumminello. I calabresi vanno in vantaggio con Giron, che sfrutta il tocco di Petriccione su calcio piazzato, spedisce un tracciante sotto la traversa. Posizione della barriera più che rivedibile, così come il riflesso di Beters, anche se il tiro comunque centrale è molto forte. Nella ripresa il Catania entra in campo con uno spirito diverso. Zanellato sfiora il gol con un colpo di testa ravvicinato su cui è bravissimo Dini, ma l'errore dietro l'angolo. Questa volta lo commette Curado, che apre in orizzontale in modo poco preciso. Ne viene fuori una ripartenza calabrese. Petriccione imbecca alla perfezione Gomez, che manda la palla in rete. Non tanto tecnicamente, ma mentalmente non siamo alla pari di queste squadre, quindi oggi ripeto, io stranamente devo cercare di essere saggio, perché sapevo dove venivo, sapevo i problemi di questa squadra. Un'altra palla persa dai rossazzurri porta al gol del 3-0 di Vinicius, che si incuna in area battendo Beters. Nel finale c'è tempo per un tiro di Di Carmine, che trova ancora un prontissimo Dini. Non c'è verso di segnare, Lucarelli guarda oltre e si prende le responsabilità del momento. In un mondo non solo calcistico, ma un po' come funziona in Italia, dove premier, assessori, sindaci, direttori, nessuno si prende mai le responsabilità, io me le prendo perché sono abituato a fare così. La sconfitta contro l'audace Cerignola lancia al Messina l'ennesimo segnale in chiave mercato, mascherato dagli ultimi 4 risultati positivi prima della sosta. La squadra va rinforzata in tutti i reparti e se prima era una questione di qualità, dopo le 4 rescissioni della scorsa settimana, adesso lo è anche di quantità. Un Messina operaio e volenteroso non può concedere il vantaggio di un uomo al Cerignola, squadra tecnica da play-off, come avvenuto con l'espulsione di Ortisi per farlo su D'Ausilio, lanciato a rete. Lo stesso D'Ausilio ha propiziato gli assist dei 2 gol pugliesi, prima di Malcore e poi di D'Andrea, con la difesa giallorossa sguarnita e poco attenta, inframezzati dal primo centro stagionale di Marco Zunno. È un grandissimo peccato, sono contento di aver fatto il primo gol con questa maglia, ma purtroppo questo gol serve a poco. Siamo rammaricati per non aver portato nemmeno un punto a casa. Certo, sì, ci abbiamo creduto, perché nonostante l'inferiorità numerica che abbiamo avuto dopo neppure 20 minuti, comunque dopo il pareggio le occasioni per poter far gol e per poter portare la partita a casa ci sono state, e quindi per questo ci dispiace tantissimo. In classifica Messina quart'ultimo, sempre più dentro i play-out. Domenica prossima trasferta a Caserta contro la vice capolista senza gli squalificati Ortisi e Scafetta.